intrappolato in questo bellissimo, peraltro, edificio. Bene, quindi adesso a momenti inizierà la conferenza e grazie. Dopo passo. Partiamo. Anzi no, aspetta, la Ferrara ci dà il via libera su YouTube. Partiamo. Buonasera, un cordiale saluto ai presenti, al pubblico qui in sede, ma anche al pubblico che ci segue da remoto grazie ai nostri canali YouTube e canali social. Oggi un evento quanto mai marciano, già nei nomi abbiamo il professor Marco Zanetti, il professor Marco Molin, quindi sono già con due persone di nome Marco, e è anche un evento che ci porta alle origini della storia di questa splendida città, di questa splendida civiltà, perché appunto il Ducato di Venezia a un certo punto era le Venezie al plurale, perché c'erano tanti centri come Malamocco e appunto Torcello, che un imperatore bizantino addirittura nel X secolo definiva mega emporium, un grande centro commerciale, e quindi è benemerita l'attività del Centro di Studi Torcellani, che appunto oggi con questo evento ci presenta questa nuova pubblicazione. Ma bando alle ciance, per eventuali riflessioni interverrò di nuovo alla fine. Passo la parola al professor Marco Molin e davvero una felice serata in compagnia di questo bell'evento e buon divertimento. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio di cuore il direttore, il dottor Trovato, con il quale ci siamo conosciuti tempo fa, possiamo dirlo, dai. C'è un'amicizia che ci lega dai tempi della sagra di Mazzorbo. Che è stata abolita però. E poi è stata abolita, non si è più fatta, da quando non ho più seguito la parrocchia io non l'hanno più fatta, ma ci era un'occasione, no, mi fa piacere, grazie davvero direttore per l'invito, grazie anche alla dottoressa Venturelli per questo avvio di collaborazione. Se mi permettete, ecco, vorrei solamente fare un ricordo di una cara persona che non c'è più, il professor Lorenzo Braccesi. Tutto era iniziato con lui anni fa con le conferenze marciane, poi è mancato l'anno scorso ad agosto e abbiamo un po' pensato, no? Continuiamo, non continuiamo, a volte le coppie non risultano totalmente belle, e poi ci siamo un attimo confrontati con la dottoressa Venturelli e ovviamente con il direttore, e abbiamo detto si può fare qualcosa che sia in ricordo, un qualcosa che magari sulla scia diventi un qualcosa di nuovo, ecco, in maniera che non scompaia la collaborazione. Un applauso al professor Braccesi. Sì. È stato davvero il mentore delle attività culturali del Centro Studi Torcellani, e quindi grazie davvero per l'invito, per l'ospitalità. Fa piacere perché in qualche modo noi cerchiamo di coinvolgere nelle attività della Biblioteca Nazionale Marciana alcuni amici che seguono le attività del Centro Studi Torcellani. Capite che per il Centro Studi Torcellani, che è fatto di passione, di volontariato culturale, insomma, essere qua non è da poco, no? Anzi, quindi grazie davvero direttore. Io oggi non dirò più di tanto, vi presenterò il professor Marco Zanetto, che ringrazio fin da subito per aver accettato l'onore di essere qui e di presentare la riedizione dei quaderni Torcellani. Mi limiterò solamente a presentare la figura del professor Zanetto, che, scusatemi, è un dovere d'ufficio, ma non ha bisogno certamente di presentazioni a Venezia, è un onore che sia qui davvero, e spiegare un attimo brevemente perché stiamo parlando di quaderni Torcellani e perché stiamo ripresentando questo. Volutamente
abbiamo una serie di immagini che stanno scorrendo in maniera che possiate vedere sia immagini che ci sono all'interno del quaderno e sia un po' così vedere immagini che riguardano il territorio torcellano. Io mi permetto un attimo di leggere il brevissimo curriculum vitae che mi ha mandato il professor Zanetto con alcuni spunti importanti della sua biografia. Come ho detto, non ha bisogno di presentazioni a Venezia, è collaboratore e professore di storia di Venezia all'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, che è incorporato al Pontificio Ateneo Antonianum di Roma. Membro storico dell'Associazione dei Cavalieri di San Marco, membro ordinario dell'Ateneo Veneto. Tra i vari volumi che in qualche modo ho curato cito solo alcuni: Mito di Venezia ed Antimito negli scritti del Seicento veneziano e 1797 Venezia dopo la Serenissima, suggestioni in realtà di un'epoca memorabile. Gli ultimi poi Tintoretto e la Venezia del suo tempo e San Marco, un santo, un simbolo, un agente. Ecco, ho sbagliato? No. Bene, ottimo, quindi ho citato quello che in qualche modo avevamo così, ci eravamo passati le informazioni, quindi grazie davvero Marco per la presenza. Perché i quaderni torcellani? Innanzitutto vedo amici che seguono un po' le attività, quindi conoscete il percorso del Centro Studi Torcellani, che oggi, se lo posso dire, lei non vuole, però c'è anche Aurora Costantini che è una mia ex alunna, che deve fare il tirocinio in vista della laurea e si è ricordato del suo professore non vecchio per fare il tirocinio col Centro Studi Torcellani. Quindi grazie della collaborazione, dell'aiuto che ci dai, davvero. Un bel applauso di incoraggiamento. Questo credo che sia importante per gli insegnanti in qualche modo, giovani o meno giovani. Quello che a me interessa è che il Centro Studi Torcellani, le attività di ricerca vadano avanti anche quando domani non ci sarò io, no? Insomma, ieri forse le ceneri ci hanno insegnato qualcosa, che nessuno di noi è eterno. È bene che, insomma, al Centro Studi Torcellani. E quindi è un modo anche per aiutare i giovani ad andare avanti e a portare avanti ciò che in qualche modo io e altri collaboratori amiamo. Questo quaderno quando nasce? Nasce col Centro Studi Torcellani, che è stato istituito, e quindi grazie proprio anche per questo evento non voluto, è stato istituito proprio il 19 febbraio 2007, con la registrazione, proprio oggi. Oggi è nato il Centro Studi Torcellani, quindi festeggiamo il compleanno con la registrazione all'Agenzia delle Entrate, ed è nato un po' così per una fantasia di un giovane all'epoca che con alcuni amici universitari diceva: ma è mai possibile che tutto quello che abbiamo studiato all'università non possa diventare un'occasione che vada oltre l'università? Un'occasione per dire, coinvolgiamo con un aspetto scientifico divulgativo le persone come voi che sono qua, no? E il Centro Studi Torcellani, dico sempre, ospita tutti, no? Professore universitario che viene magari per sentire e criticare, giustamente, ma anche il semplice appassionato che magari sa qualcosa e vuole imparare quel qualcosa in più o vuole anche dire la sua opinione. Quindi, nati oggi nel 2007, siamo cresciuti, le conferenze marciane hanno aiutato tantissimo e i quaderni torcellani sono nati come una memoria, una sorta di debito di riconoscenza che io avevo nei confronti di due persone che mi piace sempre ricordare, che purtroppo non ci sono più. Uno è il professor Mario De Biasi, che mi conosceva da bambino a Burano, quando veniva in parrocchia a fare le conferenze. Io all'epoca 12enne già seguivo, e quando mi sono laureato mi ha detto: devi fare una cosa, devi fare una collana che abbia a che fare col territorio torcellano. Io ho detto, da che cosa si parte? Ti prendi la tua tesi, tiri via tutto ciò che sa da tesi e butta fuori un quaderno, perché altrimenti se non fai questo non farai mai più niente. Ci ho provato, sono passati 15 anni da quel quaderno, ovviamente, no? E un'altra persona che ha incoraggiato questi quaderni è stato il dottor Ettore Merkel della soprintendenza, che ha incoraggiato proprio, non solo il primo, ha incoraggiato tutti gli altri. Ovviamente voi capite che dopo 2007, 2026 sono passati 20 anni. Quella tesi tirata, quel quaderno fatto, non dico per fare, perché vorrebbe dire umiliare un lavoro che non è assolutamente umiliante, ma quel quaderno fatto anche un po' in fretta aveva bisogno di 20 anni di dati in più a livello archeologico, a livello storico, a livello di ricerca d'archivio, a livello di critica da parte degli studiosi.
E quindi in qualche modo ci siamo rimessi al lavoro, mi sono rimesso al lavoro. Permettetemi anche un altro breve ringraziamento, perché quando si è giovani e piccoli, come il centro studi che è nato solamente per una passione essenzialmente mia e di qualche altro amico, vedo anche Franca Zandinella, che all'epoca era funzionario della municipalità, e sono le prime persone che hanno creduto nelle attività del centro studi. Quindi, come ho detto a Franca prima, grazie, perché attraverso quel credere in qualcosa siamo qua. E quindi fa davvero piacere. Qui ci sono 20 anni in più, 20 anni in più di ricerca, 20 anni in più di sacrificio, 20 anni in più anche di sicurezza personale, perché poi non so se Marco magari dirà qualcosa, ma io nella mia introduzione scrivo, chi conosce il mio carattere sa che sono sanguigno. Qualcuno mi ha chiesto la periodicità di questi quaderni torcellani. In realtà non c'è una cadenza fissa, semplicemente vengono pubblicati quando una ricerca è terminata o quando abbiamo qualcosa da dire e vogliamo condividerlo con chi, storico erudito, semplice appassionato, visitatore curioso o abitante un po' distratto, ama la storia di questi luoghi e soprattutto ne ama la microstoria, che probabilmente non troverebbe spazio nei grandi manuali o nei progetti più ambiziosi. I quaderni torcellani non vogliono essere manuali di storia, vogliono essere dei quaderni. Semplicemente da leggere in vaporetto, da leggere per curiosità, da leggere alla sera prima di andare a letto, in divano, in una giornata di pioggia, mentre si pensa magari a un pranzo fatto a Torcello nella primavera passata. E ovviamente non hanno la pretesa di essere esaustivi. Siamo arrivati con, i quaderni torcellani sono 8, con la ristampa di questo, che diventa comunque il numero 1, riveduto, corretto, aggiornato, siamo a 9 volumi di lavoro. Devo anche dire però che questi quaderni, che sono nati nella più assoluta semplicità, di fatto sono stati accolti anche con gioia. Qui sempre nella prefazione io dico, molti hanno accolto con gioia e incoraggiato questa iniziativa, altri, pochi a dire il vero, però ci sono stati, hanno cercato di ostacolarla, come sempre, no? A coloro che amano i quaderni torcellani va il più grande ringraziamento mio e dei miei collaboratori. A chi invece ha tentato di bloccarli, consiglio di farcene una ragione, perché ce ne saranno altri. Semplicemente. Centro Studi Torcellani va avanti, Aurora è il segno che va avanti, voi siete il segno che, anche in memoria del compianto professor Braccesi, in maniera diversa, ma ci troviamo in Biblioteca Nazionale Marzana. Professor Zanetto è il segno di amicizie che si consolidano, che continuano. Ci siamo conosciuti a dicembre, a una conferenza, una presentazione, quando si è presentato e mi ha detto Marco Zanetto, lui ha visto tutta la mia ammirazione nei suoi confronti. E poi davanti a un caffè abbiamo detto dobbiamo un po' coinvolgerci reciprocamente. Quindi i quaderni torcellani nascono così, nascono nella più assoluta semplicità, per dire qualcosa che è frutto di ricerche, che è frutto di passione, che è frutto soprattutto, direttore, del fatto di amare il territorio, ma anche di tornarci. Perché io sto guardando un po' i volti, tutti qui amiamo Torcello, Burano e Mazzorbo, ma io stasera sono l'unico che torna a Burano e che ci dorme. E che quindi conosce anche le difficoltà del vivere, che conosce la bellezza di quel luogo anche quando non sembra bello. Abbiamo il Mose, ma ricordatevi la Qualta del 2019, io ho murato mio padre dentro casa e salivo dal balcone per riuscire a salvare il più possibile, oppure di una realtà che si sta spopolando, che sta vivendo non solo come Torcello, dove ci sono 9 abitanti, ma quando facevamo la sagra a Mazzorbo c'erano più di 40 collaboratori in parrocchia, adesso non c'è più nessuno, no? Ha detto anche il direttore prima, non si fa più. A Burano, quando io avevo 12 anni, eravamo in più di 5.000, e adesso 2.200 persone. Quindi capite che è cambiato tutto. Allora i quaderni torcellani, nella loro semplicità, vogliono tenere viva la memoria di questo, semplicemente, per proporre a tutti di andare a vedere la chiesa di San Martino e di capire un po' la leggenda di quei santi patroni venuti dal mare. Infatti questo è un'introduzione alla storia torcellana, che si propone di essere un viaggio tra realtà e mito, dove in qualche modo la leggenda c'è sempre. Ponte del Diavolo, Trono di Attila, sti santi venuti dal mare, la campana di Mazzorbo che rompe i temporali secondo la tradizione, ma nello stesso tempo la storia. Quel grande emporio commerciale, quella serie di vescovi di Torcello molto molto importanti, alcuni, e un po' di aneddoti che ho messo nel quaderno così per suscitare un po' la curiosità di chi avrà la bontà di leggerlo. E dico già da ora, se qualcuno lo trovasse troppo banale o non curioso o non esaustivo,
oltre alla pietà di leggerlo, abbiate pietà anche di chi l'ha scritto. Grazie. Bene, tocca a me? D'accordo. Allora, prima di tutto ringrazio il professor Trovato per la gentile ospitalità, l'amico Marco Molin, giovane ma già abilissimo direttore di questa bellissima collana di storia torcellana. Avrete capito che il dottor Molin è, oltre che molto simpatico, anche estremamente austero e estremamente sincero. Uguale il suo modo di esprimersi in questo bellissimo saggio, un saggio che è una introduzione, certo, quindi è una panoramica, un lasciapassare per introdurre alla possibilità di approfondimenti ancora ulteriori su questo o su quell'aspetto della storia torcellana, ma quello che va subito messo di fronte al lettore e anche chi gentilmente adesso ci ascolta è l'assoluta onestà intellettuale di Marco Molin, anche quando annuncia buon viaggio al lettore dopo l'introduzione, per avviarlo a questa introduzione che, come sappiamo, è una edizione riveduta, ampliata e aggiornata della prima introduzione alla storia torcellana. Devo dire che leggendolo il tempo è contingentato, quindi io naturalmente mi limiterò solo a qualcuno dei più importanti aspetti che tratta questa introduzione. Quello che colpisce subito è la volontà di Molin di arrivare subito al nocciolo della questione. I capitoli sono 11, ma sono molto sintetici, sono molto semplici nel linguaggio. Non c'è voglia di sorprendere il lettore con paroloni, non ci sono giri di parole, non è un libro come tanti libri in cui un autore per esprimere mezzo concetto impiega 30 pagine. No, è completamente diverso e anche questo naturalmente fa parte dei suoi pregi, dei suoi meriti. È un libro che va subito al nocciolo della questione nei vari capitoli, con un linguaggio semplice, con un linguaggio che avvince il lettore e che dunque si fa leggere molto volentieri. Io l'ho letto, lo ripeto, veramente volentieri, perché è un saggio che merita, pur essendo una introduzione, elenca tutte le principali problematiche che si possono trovare a proposito della storia torcellana. Io ho trovato molto bella anche una delle prime frasi di Molin quando dice che bisogna ricordare, per la grandezza della storia torcellana, quello che ha scritto a suo tempo il grande John Ruskin quando vedeva dal campanile di Torcello il paesaggio e diceva che è qualcosa di impressionante. Ecco, sì, è vero, la storia di Torcello, come il suo paesaggio, è qualcosa di impressionante, anche perché Torcello deve essere naturalmente amata, ma anche studiata, perché ha consegnato a Venezia, questo è il succo della sua storia, ha consegnato a Venezia quello che poi sarà Venezia, perché è a Torcello che nasce un determinato rapporto fra religione e comunità, ed è inutile ricordare quanto sia importante la religione nel mondo del Medioevo europeo. È Torcello che insegna a Venezia un certo tipo di religiosità, sostanzialmente orientale, sostanzialmente affidata anche al culto dei santi, al culto della Madonna, al culto di Gesù Cristo. Pensiamo agli splendidi mosaici torcellani. Insegna a Venezia un certo tipo di rapporto semplice all'interno della comunità. Leggendo gli statuti torcellani, che sono editi in maniera formale dal 400, anche se le prime forme di statuto risalgono, come sappiamo, ai primi del 200, la prima in assoluto è del 1247, ecco, questi statuti riflettono una volontà di semplicità del quotidiano.
Torcello, come ha detto il professor Trovato, era già un grande centro verso la metà del X secolo. Ricordiamo le parole del grandissimo Vasilevs, l'imperatore bizantino Costantino VII Porfirogenito, quando scrive il suo De Administrando Imperio, che è un testo di straordinario valore e interesse, oltre che di grande suggestione. Perché? Perché testimonia un momento di passaggio fondamentale nella storia del mondo culturale europeo, che interessa naturalmente direttamente anche la storia di Torcello prima, di Rivo Alto e di Venezia poi. Perché? Perché questo grande imperatore vive un momento di passaggio culturale interessantissimo, che poi viene trasmesso anche agli abitanti di Torcello in quel periodo. Perché? Perché il titolo De Administrando Imperio è in latino, però il testo è già in greco-bizantino. Significa che evidentemente sta finendo il sogno di Costantino, che sperava che Costantinopoli, poi Bisanzio dal VI secolo, rimanesse un'isola latina in un mare greco. Non sarà così, la storia non lo consentirà. Bisanzio sarà la grande erede della civiltà greca classica, e questo testo in greco-bizantino testimonia proprio questa volontà di passaggio da parte dell'imperatore, che consegna al figlio romano una sorta di vademecum imperiale per poter reggere meglio l'impero, che naturalmente doveva affrontare gli arabi, doveva affrontare i barbari, doveva affrontare la rivalità araba nel sud-est del Mediterraneo e altro ancora. Ecco, è importante ricordarsi questo perché Torcello fa un gran figurone in questo testo. Come ha detto il professor Trovato, lo si può trovare come Emporium Mega, un grande centro di traffico. Ed è importante ricordarsi questo, ricordarsi anche la grande affiliazione che c'è fra la cultura torcellana, quella veneziana e quella bizantina. Perché? Perché se noi andiamo a scorrere i nomi, ad esempio di alti prelati, ad esempio se scorriamo i nomi degli alti prelati del vescovado di Olivolo, a partire dal 770, quindi quella che noi oggi chiamiamo Venezia, troviamo che ci sono molti Cristoforo, ci sono molti nomi che ricordano i profeti dell'Antico Testamento, quindi sono nomi che si ricollegano direttamente alla tradizione greco-bizantina e talvolta sono essi stessi greco-bizantini, come i ritrovamenti che abbiamo elencato nei nostri studi di storia, e lo ha elencato benissimo anche il professor Molin, a proposito degli scavi degli studiosi polacchi, Leccevich, Tabacinski, intorno agli anni 60, hanno trovato a Torcello quanto era possibile trovare. Ad esempio hanno trovato suppellettili, hanno trovato encolpia, cioè collane religiose, hanno trovato anche tantissime monete, e anche per questo possiamo dire che il grande imperatore Costantino VII Porfirogenito non si ingannava nel definire Torcello un grande emporio. L'età d'oro di Torcello, come sappiamo, va pressappoco dal VI secolo al XII secolo. Poi inizierà una lenta decadenza. E a questo proposito si inserisce anche uno studio di Creuset Pavin che il professor Molin giustamente ricorda, uno studio che mette in evidenza come Venezia a un certo momento, possiamo dire passato il 200, il 1200 naturalmente, si sia, come dire, un po' dimenticata di Torcello, l'abbia trattata con una certa sufficienza, con i suoi podestà, con il fatto che a partire dal 400 non dava più un contributo in libre abbastanza significativo alla comunità torcellana. Insomma, c'è un senso come di attenzione da parte di Creuset Pavin al fatto che Venezia, pur essendo la diretta erede di Torcello, a un certo punto si sia quasi dimenticata di Torcello stessa. Questo non è vero, perché fra l'altro ci sono stati anche tantissimi tentativi per combattere quello che era il malaere. Noi sappiamo che la porzione
nord-est della laguna di Venezia era nell'epoca antica infestata dalle paludi, quindi c'era la malaria, quindi c'erano tanti problemi di malaere, come dicevano all'epoca. Ecco, i veneziani, assieme ai torcellani, hanno fatto il possibile per cercare di lenire queste difficoltà, anche se alla lunga, per una volta, i famosi ingegneri idraulici veneziani si sono dovuti rassegnare al fatto che Torcello doveva essere abbandonata perché la vita lì non era più possibile. Ed è interessante anche ricordarsi, anche lo fa benissimo il professor Molin, di cui fra l'altro si può scorrere anche una intensa bibliografia alla fine a proposito degli studi che investono non soltanto Torcello ma anche i centri limitrofi di Torcello, ad esempio Mazzorbo. A Mazzorbo si può trovare che ci sono succedutisi nella storia ben 3 monasteri benedettini. Questo è importantissimo ricordarselo perché i benedettini dal Medioevo in poi erano i maestri nei trattati di agrimensura e di lotta alle paludi. Noi che studiamo il Medioevo veneziano sappiamo che Torcello prima nel corso del Medioevo e Venezia poi hanno potuto sopravvivere e mantenere sano l'ecosistema lagunare perché? Perché c'è stata una unione viribus unitis, come dicevano all'epoca, coinvolte tutte le forze di laici e di benedettini, perché assieme laici e benedettini in tutta la cintura centrale della laguna e anche a Mazzorbo, nella laguna più vicina a Venezia, possiamo partire da San Nicolò per arrivare fino a San Giorgio in Alga, troviamo che i benedettini, con la loro sapienza, con i loro trattati, con la loro cultura, con il loro lavoro, hanno direzionato, diciamo così, gli sforzi dei laici, penso soprattutto ai 3 soprastanti sopra i lidi, che hanno compiuto miracoli di tecnica a partire dal 200, poi ci saranno i famosi savi alle acque, poi ci saranno gli ancor più famosi magistrati alle acque, ma sono i soprastanti ai lidi che a Torcello, a Rivo Alto e a Venezia, dal 200 in poi, si impegnano per combattere le paludi, si impegnano per combattere il malaere. Ricordiamoci che era una lotta così difficile che quando ancora Venezia stava cominciando a trionfare nel quadro internazionale, subito dopo la Quarta Crociata, quindi subito dopo il 1204, c'era tutto un sistema pericolosissimo di paludi e di malaere che si frapponeva fra Venezia stessa e Torcello e poi anche tutto intorno a Torcello. Questo bisogna ricordarselo perché prima di tutto questi uomini hanno dovuto lottare prima contro gli elementi e poi per formare quella meraviglia di centro cittadino che era e che in parte è con i suoi gioielli architettonici Torcello e poi in misura ancora maggiore sarà Venezia. Ecco, questo è importante ricordarselo e giustamente il professor Molin lo mette bene in evidenza. Un altro aspetto che mi sembra particolarmente significativo in questa introduzione è la capacità di Molin nel saper distinguere fra le vicende della diocesi e le vicende della podesteria, che hanno una vita, possiamo dire così, tutta loro, poi in seguito se si vorrà potranno specificare gli addetti ai lavori molto meglio di me, e quindi emerge questa distinzione sottile ma nello stesso tempo netta fra quella che era la giurisdizione della podesteria, che abbracciava soltanto Torcello e le isolette più vicine, Costanziaca, Costanziaca Maggiore, Costanziaca Minore, Burano, Mazzorbo, Centranica, Flamianica, Ammiana, Ammianella, tutte isole dense di storia che adesso purtroppo sono praticamente semi-abbandonate, semi-coperte dalle barene o dalle velme e altro ancora. Ecco, la podesteria di Torcello
inizia ad avere una vita definitiva e propria a partire dal 200 e dal 1247 ci sono delle legislazioni appropriate che condurranno la vita dei residenti torcellani fino alla conclusione della vita della Repubblica di Venezia. Invece la diocesi di Torcello è più estesa, arriva addirittura a Lambire Murano e poi verso l'entroterra arriva a Lambire addirittura Quarto d'Altino. È una diocesi naturalmente importantissima e Torcello ha avuto un gran momento di gloria, come è stato rilevato, soprattutto dal VII secolo in poi, un momento di gloria anche religioso, perché dobbiamo ricordarci che Torcello ha proprio diffuso a Venezia e poi in Europa un determinato tipo di sensibilità religiosa che poi contraddistinguerà tutte le genti venete e sarà il cardine della famosa e importantissima Chiesa nazionale veneta. Perché? Perché i torcellani prima e i rivaltin veneziani poi sono e si sentono intimamente, psicologicamente e anche culturalmente molto più collegati a Bisanzio rispetto a Roma. Perché? Perché le colleganze mercantili, le amicizie, le conoscenze hanno fatto sì che tantissime tradizioni religiose greco-bizantine e in genere orientali del Medio Oriente si trasferissero da Bisanzio a Torcello, da Torcello a Venezia e da Venezia in tutta Europa. Ad esempio a Torcello comincia l'abitudine di indossare degli encolpia, vale a dire delle catenine religiose che hanno un'immagine sacra, la Madonna, Gesù Cristo, un santo. A Torcello inizia in laguna il culto dei santi, introdotto da Cirillo, il grandissimo Cirillo di Tessalonica, ancora nell'803 in una visita religiosa importantissima all'interno della laguna veneta. E sono tutti aspetti che i primi papi di Roma, questo è interessante ricordarlo, i torcellani hanno avuto il coraggio di rifiutare queste ingerenze dei primi papi romani. C'è stato un dissidio fra Roma da una parte, Torcello e Venezia dall'altro. Pensiamo ai rimbrotti del grandissimo Papa Silvestro II, Gerbert de Rirac, intorno all'anno 1000. Cosa temeva il papato romano? Era appena passato il paganesimo e il cristianesimo doveva inserirsi sul decaduto paganesimo. Ricordiamoci ad esempio del 25 dicembre. Il 25 dicembre era la festa del Sol Invictus, sostituita dall'anniversario della nascita di Gesù Cristo. Ma i papi romani avevano all'inizio del Medioevo un gran timore che si ricadesse nell'idolatria, che si ricadesse nel feticismo. Ecco perché dicevano: andateci molto piano con il culto dei santi, andateci molto piano con le reliquie. Lo dicevano ai bizantini, piuttosto lontani, lo dicevano con maggior vigore ai torcellani e ai rivaltini. Andateci piano perché non vogliamo ritornare nell'idolatria. Andateci piano con le catenelle, con le immagini sacre, perché non vogliamo che ci siano ritorni al feticismo. Cercate di anche condannare questa usanza, questa tradizione che sta prendendo sempre più piede. Ecco, c'è stato questo dissidio che poi pian piano nel tempo, diciamo così, è stato vinto, fra virgolette, da Torcello e da Venezia. Perché? Perché sappiamo che il culto dei santi da Torcello e da Venezia si è diffuso in tutta Europa, sappiamo che l'uso degli encolpia era diffusissimo fino a pochi decenni fa e sappiamo che tante tradizioni si sono spostate da Bisanzio a Torcello e Torcello le ha affidate a Venezia e all'Europa. Ad esempio l'utilizzo delle candele, la candela come simbolo della fede del singolo credente,
la fiammella di luce, ad esempio l'utilizzo dell'incenso, che sappiamo era considerato dai veneziani nel Medioevo una spezia pregiatissima. Perché? Perché naturalmente doveva accompagnare tutti i maggiori rituali simbolici cristiani. C'era lo scambio delle candele a Bisanzio fra il patriarca e l'imperatore, il Vasilevs. Lo stesso scambio delle candele ci sarà nella cappella dogale fra il doge e prima il vescovo di Olivolo dal 771 e poi dal 1451 fra il doge e il patriarca di Venezia. E oltretutto anche in un periodo non più tanto brillante per Torcello, siamo ormai nel secondo Seicento, io adesso accenno soltanto a qualche fatto fra quelli che mi sembrano più rilevanti, giustamente Molin parla di una figura che poi magari potrà completare da par suo lui, una figura religiosa interessantissima, Arcangela Biondini, una seguace del quietismo. Ancora una volta il quietismo era una tradizione religiosa ereditata da Bisanzio e poi trasportata a Torcello e a Venezia, ma ancora prima dobbiamo ricordarci che c'è un legame di sentimento religioso, di attaccamento a determinati simbolismi religiosi, torcellani e veneziani, che deriva direttamente da Bisanzio. Ad esempio dobbiamo ricordarci, fatto fondamentale, che il protopatriarca veneziano, beato e poi santo Lorenzo Giustinian, cosa faceva? Praticava abitualmente l'esicasmo. L'esicasmo è una tecnica praticamente yoga di meditazione. È una tecnica yoga che consisteva nel trattenere il respiro, nel controllare il proprio corpo, nel controllare i pensieri, nel rivolgere la mente al trascendente, eccetera, eccetera, con meccanismi via via sempre più complessi e sempre più approfonditi. Ecco, questo esicasmo veniva praticato comunemente dai religiosi bizantini e del Medio Oriente. L'esicasmo è stato poi trasportato per cultura, per religione, per sensibilità personale, da Bisanzio e dal Medio Oriente a Torcello e ancora una volta da Torcello a Venezia. Ecco, questo mi sembra particolarmente significativo da ricordare, come ricordare anche che perfino nei secoli noi più vicini, perfino nel Settecento, c'è un po' di vivacità nell'ambiente torcellano. Molin ha scritto un saggio sul Libro d'Oro da parte dei nobili e dei patrizi torcellani, il libro scritto ancora nel 1795. Naturalmente però il periodo d'oro era ormai già abbondantemente alle spalle, già nel 400 c'erano significative difficoltà che possiamo annotare anche nelle parole e nelle opere di grandi dogi, Tommaso Mocenigo, Francesco Foscari. Siamo proprio nel cuore del 400 e questi dogi cominciano a pensare per l'appunto che la situazione torcellana sia in una crisi ormai quasi ai limiti dell'irreversibile. Si tenterà con il divertimento, come dicevano all'epoca, dei fiumi, il Piave, il Sile, il Dese e altri, si cercherà con la deviazione dei fiumi dalla laguna di impedire l'interrimento, di impedire l'emergere delle paludi, l'emergere del malaere tanto temuto. E ci si riuscirà soltanto in parte. L'esodo demografico proseguirà e vedrà la caduta di Torcello come la caduta di Venezia nel corso del 1797. E una delle annotazioni sacrosante che Molin fa è quella della soppressione di tanti monasteri che erano il fulcro della vita di quelle isole, monasteri che erano proprio un faro in quel mondo. E io ho potuto trovare che
proprio in quel periodo a Torcello e dintorni c'era un religioso ogni 33-35 laici. A Venezia c'era un religioso ogni 21-23 laici, in terraferma un religioso ogni 26-28 laici. Quindi a Torcello e dintorni c'era una percentuale di laici rispetto ai religiosi leggermente superiore rispetto alla media della Repubblica di Venezia, però comunque sia uno ogni 33, uno ogni 35 è comunque un numero più che rispettabile, e svolgevano una funzione fondamentale, soprattutto i benedettini, come abbiamo detto, per la capacità nel contrastare l'avanzamento delle paludi e per bonificare il suolo. Con la caduta della Repubblica c'è, come sappiamo bene, un disastro collettivo e complessivo. Fino al 1806 sono ben 11 monasteri che sono soppressi. Dopo il Trattato di Presburgo del 1805 ad opera dei francesi, poi con il tempo anche tutti gli altri cadranno in maniera ugualmente triste e lasceranno, fra l'altro, come possiamo notare anche oggi, tante isole e tanti isolotti senza persone, ammantati soltanto di ruderi, mentre una volta erano dei tesori della cultura occidentale. Pensiamo ad esempio, anche se è relativamente distante, a San Giorgio in Alga. Nei tempi del Rinascimento c'erano dei papi che andavano a San Giorgio in Alga, erano dei semplici religiosi, andavano a Roma per l'appunto e venivano ascesi al soglio di Pietro. Pensiamo a Gabriele Condulmer, Eugenio IV, fra il 1427 e il 1441. Fra l'altro con quel Papa che veniva da San Giorgio in Alga, anche lui benedettino, anche lui intriso di tradizione torcellana e veneziana, si registra la bolla d'unione, vale a dire per pochi anni, ma intensissimi, l'unione fra la Chiesa cristiana, romana, veneziana, occidentale e la Chiesa greco-ortodossa. Dal 1441 al 1447 ci sarà la bolla d'unione, un patrimonio unico nella storia della cultura europea. È una luce, e un'altra luce ci sarà nel 1969, quando si ripristinerà la sede vescovile di Torcello, però senza la residenza, nel senso che quelli che saranno eletti alti prelati di Torcello non sosterranno dal 1969 in poi a Torcello, ma saranno impegnati nella curia, saranno impegnati in attività di ambasciate, quasi a voler sottolineare il legame culturale che c'era nel passato e che c'è nel nostro presente fra Torcello, il mondo della religione, il mondo dei laici e tutto un sistema di pensiero, di azione e di volontà che ha potuto coronarsi con la nascita di Venezia. Vi ringrazio. Grazie mille Marco. Non c'è bisogno di alcun commento, direi, no? Dopo la Lectio Magistralis del professor Zanetto. No, grazie davvero per questa lezione che ha aperto lo sguardo su Torcello, ma su Venezia, sul mondo, su tutto, no? È importante questo, soprattutto in un momento in cui credo non dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo essere fieri delle nostre origini, ma allargarci anche a ciò che ci circonda. Grazie davvero perché anche per le, e soprattutto per le benevole parole che hai utilizzato per questa ricerca. No, grazie, sei troppo buono davvero e grazie per la nostra amicizia anche soprattutto, quindi no, fa piacere perché al di là dei ruoli a questo tavolo ci sono due cari amici e quindi questo fa piacere, davvero mi onora. Se posso rilanciare un attimo due provocazioni del professor Zanetto, Madre Arcangela Biondini, non vi dico di più.
Uno, perché devo venire in Marciana a studiarla, bene. Secondo, perché è legata a uno dei prossimi quaderni torcellani sulla chiesa delle Cappuccine di Burano. Chiamiamo Cappuccine, non c'entrano niente con le Cappuccine, erano monache servite, ma a un certo momento questa giovane veneziana che prende l'abito in questo ordine religioso. Ricordiamoci che a Burano la chiesa delle Cappuccine è l'unica che rimane inelevato di tutte le chiese conventuali che c'erano nel territorio. Cosa abbiamo? Lasciamo Torcello con la cattedrale Santa Fosca, alla Giudecca di Burano. Abbiamo Santa Caterina di Mazzorbo, che si è salvata perché per un escamotage l'hanno resa parrocchiale nel 1818, non si poteva sopprimere, non si poteva demolire, e la chiesa delle Cappuccine di Burano è rimasta inelevato quasi miracolosamente, serviva al parroco dell'epoca per fare il catechismo dei bambini e poi non l'hanno più toccata. Ecco, attorno al 1650-80 questa giovane veneziana vive in questo monastero, a un certo punto viene accusata di quietismo, come ha detto bene il professor Zanetto, tanto che, e qua è il motivo della ricerca, no? Viene esortata ad andare per capire se c'è un processo sotto, non lo so, non l'ho trovato al momento, sarà frutto di ricerche. Viene comunque mandata o vuole andare ad Arco di Trento, quindi lontano dai territori della Serenissima, nei territori imperiali, dove fonda un monastero che esiste ancora, anche se insomma con un modo diverso, ecco, da come l'aveva interpretato lei nel 600, ma dove ancora ci sono delle monache che sono eredi di questo monastero nato come filiazione di Burano. Quindi vedete che in qualche modo questa introduzione vuole essere un'introduzione ad altro, no? In qualche modo di più specifico. Quaderni, dopo aver letto il numero 1, gli altri vanno in qualche modo ad approfondire. Grazie anche per aver citato il libro d'oro, e mi permetto anche, perché qua mi hai dato la possibilità di ricordare un aspetto, mi sono dimenticato all'inizio, quello della diocesi titolare di Torcello. Perché so che, allora le avevo chiesto se voleva venire qua, ma non poteva perché sta inaugurando l'anno giudiziario in Spagna. La prefazione è scritta da un carissimo amico che è Monsignor Piero Pioppo, che è l'arcivescovo titolare di Torcello e che il settembre del 2025 è stato nominato nunzio apostolico a Madrid nel Principato di Andorra. Una nunziatura prestigiosa, ecco, voglio ringraziare Sua Eccellenza per le belle parole che ha utilizzato, ma questo ci fa capire che cosa? Che una sede che non esiste più a livello residenziale sopravvive senza giurisdizione ovviamente, ma sopravvive nel ricordo, e questo ci rende, come torcellani, come buranelli, come mazzorbesi, ci rende come lagunari, ma come veneziani, no? In qualche modo, ci rende forti e orgogliosi di questa storia che vive, che sopravvive, certo cambiando forma, cambiando in qualche modo, non cambiando i contenuti, ma cambiando il modo con cui certi contenuti vengono trasmessi. Ecco, questo mi fa piacere perché Monsignor Piero ha speso delle belle parole per questo quaderno, e non c'è più una giurisdizione, ma c'è un rapporto di amicizia, di collaborazione, di sostegno, quindi grazie Marco che l'hai voluto ricordare. Io ripasserei la parola al direttore per le sue conclusioni. Non so come siamo come tempi, dottoressa Venturelli. Andiamo bene, siamo bravi finora. Bene. Sì, sono bravissimi. Beh, che dire, mi piace pensare che questo appunto non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza per appunto una visione non solo appunto della storia di Torcello, visto il collegamento adriatico, mediterraneo, europeo che ha questa località, e che quindi il Centro Studi Torcellani possa fungere da stimolo per una ricerca che sia al tempo stesso locale, perché comunque lo storico, come si diceva, deve sempre partire dal concreto, no? C'è un passo di Voltaire in cui dice uffa, basta con queste storie che sono racconti di trattati, di principi, di cose, no, com'era la vita concreta, diceva lui, come viveva la gente, cosa faceva, cosa pensava, e appunto ci vuole comunque un approccio al concreto nel pensare a quello cos'era la vita a Torcello, però
non sganciata dai legami con la grande storia di Venezia, la grande storia mediterranea, la grande storia bizantina. E quindi qui in Italia siamo appunto il paese delle 100 città, ma poi all'interno delle 100 città, come appunto nel caso di Venezia, abbiamo addirittura queste identità locali fortissime. Erano fortissime ancora di più nell'Alto Medioevo, perché appunto noi della storia veneziana dell'Alto Medioevo sappiamo poco, non abbiamo ancora quella ricchissima documentazione archivistica che esplode nei secoli successivi, però appunto il rapporto con Costantinopoli, con la nuova Roma, con Bisanzio, chiamiamola come vogliamo, e questa pluralità di centri, perché appunto non c'era solo Rialto, appunto si parlava di Venezia al plurale, c'era Rialto, Malamocco, Jesolo, poi appunto un centro decade, un altro centro cresce, ma appunto l'attenzione verso questa realtà di Torcello ci permette di capire al meglio quali sono anche le ragioni di questa poi splendida fioritura di Venezia, cioè tante piccole realtà che messe assieme, quasi come, per usare un termine dell'antica Grecia, un sinecismo, arrivano poi a formare quella che è la grande Venezia, che poi si affaccia sui mari e diventa appunto una potenza in grado di combattere contro gli imperi di Oriente e di Occidente. E quindi questa attenzione alla realtà di Torcello, suffragata appunto da una scrupolosa ricerca storica, quindi non cose di fantasia, ma appunto cercare di fare ricerca storica sempre con i libri e i documenti, perché altrimenti si fa fantastoria o fantascienza, insomma. E questa appunto attenzione deve essere il cardine di tante altre ricerche storiche, non solo appunto su Torcello, ma su Venezia, sul mondo mediterraneo. Mi permetti, visto che abbiamo un po' di tempo, di leggervi magari qualche passo che può essere simpatico, no? Perché il professor Zanetto ha parlato prima dell'aspetto religioso, ecco, abbiamo accennato a Madre Arcangela Biondini. Pensate che nella diocesi di Torcello nel 1689, io ho fatto un prospetto, abbiamo un totale di 818 monache, quindi vuol dire tra Mazzorbo, tra Burano, tra Murano ovviamente, tra Torcello stessa, qua cito tutti quanti i monasteri, monache divise tra monache, professe, novizie, converse, dove ci sono, terziari, le educande, con tutto anche quel discorso, certo non ci sono solamente le pagine belle di Madre Arcangela Biondini, no? Ci sono anche le pagine di Arcangela Tarabotti in qualche modo, no? Con la monacazione, con il suo inferno monacale, quindi, ma ci sono, e volevo anche passare all'aspetto della podesteria per incuriosire un attimo, no? Perché giustamente è stato fatto un discorso su Torcello e nell'ampia storia di Venezia, però io qui parlo anche di microstoria e leggo un piccolo passaggio. Anche l'agricoltura e l'allevamento erano attività praticate soprattutto lungo gli argini al confine della terraferma. Il professor Zanetto ha detto che la diocesi di Torcello si estendeva in qualche modo fino a Quarto d'Altino, fino a San Michele del Quarto, quindi immaginatevi queste isole di Ammiana, di Ammianella, di Costanzia, che adesso sono Barene, che si estendono e arrivano fin quasi alla terraferma. Lungo gli argini, i confini della terraferma, nel 1367 un oste di Mazzorbo, anche questo è importante perché nel Medioevo gli osti erano, le osterie dipendevano da chi? Dai parroci, che avevano la possibilità di gestire tutto il discorso del commercio del vino, ma questa è un'altra storia. Stipulò un contratto con un contadino abitante nel Trevigiano, ecco Torcello. Lo cito nel testo, Daniela Rando, grandissima studiosa, dice che Torcello stava con un piede nel regno e un piede nel ducato. Sì, con un piede guardava all'Occidente, con un piede guardava all'Oriente, come dico sempre, si tratta di mercanti. E chi arte non sa far bottega sera, giusto, in qualche modo. Bisognava avere un occhio di qua e un occhio di là. E Torcello gravitava non solo con Venezia, ma anche con la parte del Trevigiano, con la Venezia di terraferma. Stipulò questo contratto, abitante nel Trevigiano, per 2 mucche. E un sarto di Torcello diede una mucca gravida ad un paesano di Musestre, mentre un altro oste di Mazzorbo, pensate che a Mazzorbo c'erano 5 parrocchie e 5 conventi, quindi 5 parrocchie e 5 osterie di fatto. Fece un affare con un abitante di San Felice di Ammiana,
Ecco qua, che vediamo che questi luoghi che adesso sono al limite tra la Velma e la Barena erano abitati di fatto, per 4 mucche ha fatto sto affare. Quindi vedete, pesca e realtà di commercio, ma realtà di animali anche, no? Ma le fonti ricordano anche che nel 1370 alcuni bovini calpestarono un campo di meloni nella zona di Sant'Angelo di Ammiana, producendo non pochi danni all'agricoltore che le possedeva. Ora, questa introduzione, che cosa vuol far vedere a chi la legge? Non solo la ricerca storica, quella microstoria, quella vita che era una vita quotidiana, la vita posso dire, dei miei antenati, no? In qualche modo, anche dei nostri, ma quella vita quotidiana fatta davvero di piccole cose, dell'osteria, delle mucche, non vi cito tutto ovviamente, no? Ma quella microstoria di uomini che stavano facendo la storia, che si inserivano nella storia più grande. Hai citato benissimo Gabriele Condulmer, no? C'era un signore che doveva essere nominato vescovo di Torcello nel 1643. Era molto amico di una badessa di Santa Caterina di Mazzorbo, ma poi la famiglia gli dice: guarda, non andare perché Torcello è ormai in decadenza, abbiamo investito tanto per te, non prenderti un vescovado che è da poco. Lo fanno nominare vescovo di Brescia. Questo vescovo si chiamava Pietro Vito Ottoboni, mi sembra diventi papa col nome di Alessandro VIII, no? In qualche modo. Vedete, quindi in qualche modo quelle persone, quelle personalità della grande Venezia che sono passate o hanno avuto dei legami con Torcello, e questo lo trovo molto affascinante, perché, come dicevo prima, e poi rilascio la parola ovviamente al direttore per le sue conclusioni istituzionali, è un modo proprio per far vedere che il compito del Centro Studi Torcellani, di chi come me, insomma, facendo storie, di noi storici che raccontiamo storie, è far sì che queste storie vengano viste come storie di persone vive. Perché altrimenti noi insegnanti abbiamo un po' la difficoltà, no? Far amare i nostri allievi la storia, perché pensano che sia la storia di quelle persone che non ci sono più. Sì, è vero, ma quelle persone che sono esistite, che hanno pianto, che hanno riso e che hanno contribuito in qualche modo, come noi, con questa pagina di storia che stiamo scrivendo oggi, a rendere grande la storia della Serenissima. È un piccolo contributo che noi vogliamo dare. Infatti, grazie, proprio microstoria, macrostoria, appunto è quello che faremo anche col prossimo evento, perché appunto ne approfitto per lanciare un link al prossimo evento. Giovedì prossimo ci sarà la presentazione del libro Infanzia Triestina, un evento per il giorno del ricordo, e anche lì appunto vedremo la microstoria e la macrostoria, e che dire, non credo che non ci sia altro da aggiungere, perché appunto è bello appunto vedere proprio questi episodi di storia vissuta di tanti uomini, tante donne di 500, 1000 anni fa, che erano uomini e donne come noi, e quindi come rappresentante della Biblioteca Marciani io ringrazio i partecipanti a questo evento che sono stati con noi, hanno appunto contribuito al successo. Ringrazio l'ufficio eventi della biblioteca qui con la dottoressa Venturelli, l'ufficio tecnico, vedo che c'è Adriana Ferrara, ma anche Loris Ghion e Laura Veronese, che danno sempre una mano fondamentale alla riuscita di tutti questi eventi. Ne approfitto per ricordare anche, a proposito della missione di promozione e valorizzazione della cultura che svolge la biblioteca, che fino al 22, cioè per ancora pochi giorni, è visibile questa mostra su eresia e ortodossia a Bisanzio, e per esempio nella prima vetrina c'è un manoscritto, forse diciamo X secolo, quindi forse dell'epoca dell'imperatore Costantino Porfirogenito, che definiva Torcello appunto mega emporion. Là c'è un altro manoscritto di un'opera dell'imperatore Giovanni VI Cantacuzeno, a cui si deve il successo a Bisanzio dell'esicasmo prima citato. Quindi vedete che appunto in realtà la cultura è bella, perché si riesce anche poi a vedere dal microcosmo, dalla microstoria alla macrostoria, si creano sempre dei legami, ed è bellissimo appunto riuscire a intravedere tutta questa vita umana che pulsa assieme, appunto Costantinopoli, Venezia, Torcello, in realtà tutto spesso si lega, e poi il tempo stringe, ma ci sono tanti altri manoscritti splendidamente miniati che quindi vi auguro di tornare a vedere nei prossimi giorni, perché poi domenica appunto la mostra chiude
e quindi dopo i manoscritti torneranno nei magazzini. Grazie ancora a tutti e alla prossima, giovedì prossimo, col prossimo evento. Grazie ancora.